Tra qualche istante Porto Rotondo e Bosa daranno vita a un delicato scontro salvezza previsto per la nona giornata di andata del campionato di eccellenza regionale. Centralmente impreciso il tocco ed è Cozzeli che ha sul sinistro il tiro e la rete! Gran gol di Romino Cozzeli. Quando siamo giunti al 11° del primo tempo il Porto Rotondo trova il meritato vantaggio con una splendida girata di sinistro di Romino Cozzeli che ha mandato la sfera nell'angolo lontano, impossibile questa volta l'intervento di Antonio Secchi, 1 contro 1, la palla in mezzo, buono il controllo e c'è la grande parata da parte di Fabrizio De Iana e grandissima occasione da gol. Isidoro Pinna, la palla ancora per Salvatore Carboni, ancora Carboni, la palla al limite, c'è il tiro e il gran gol, il pareggio del Bosa. Vediamo, dovrebbe essere il numero 8 Rugiu, se non andiamo errati, adesso vedremo. La palla al limite dentro l'area per Alessio Mulas che cerca di farsi largo, ancora sul lato di destra il cross, la palla per Cozzeli, il destro e la sfera che sibila di un pelo sopra la traversa. Parte Mattiello, il tentativo verso la porta, la palla che colpisce la parte superiore della traversa, il destro a scendere di Rugiu e la palla che era diretta verso l'incrocio dei pali. Fabrizio Iana all'ultimo allunga le dita e manda in calcio d'angolo, la palla ancora per Carboni, svicola in area Carboni, calcio di rigore, Carboni è stato messo a terra all'ingresso dell'area di rigore da parte di Cozzeli e ha conquistato un calcio di rigore. Siamo giunti al 17°, parte Isidoro Pinna e la palla in rete, spiazzato il portiere di casa che si butta sulla destra con il piatto destro, a sinistra il Bosa. Giovanni Pinna perde comunque la sfera, la recupera Loddo, la parte adesso verso Alessio Mulas, il tiro e la grande risposta da parte di Antonio Secchi che manda il calcio d'angolo. Quella è una posizione adatta ai suggerimenti pericolosi da parte di Alessandro Magia. Al 36° la ripresa, palla in area di rigore, la deviazione, si intromette il solito Isidoro Pinna, un motorino inesauribile, ancora Isidoro Pinna, da dietro Simone Nieddu, cartellino rosso. L'arbitro non fa battere il calcio di punizione e manda tutti negli spogliatoi. Il Bosa espugna l'Angelo Cauci per 2-1.